Sogna ragazzo sogna, quando cala il vento ma non è finita, quando muore un uomo per la stessa vita che sognavi tu. Sogna ragazzo sogna, non cambiare un verso della tua canzone, non lasciare un treno fermo alla stazione, non fermarti tu. Buonasera, oggi partiamo con Roberto Vecchioni, qui in duetto con Alfa, e partiamo con un imperativo meraviglioso: sogna ragazzo sogna. Questa è la scelta musicale del nostro ospite, e chissà allora quali sono i sogni di un sindaco confrontato con la realtà di un territorio. Il sindaco è Samuele Cavadini e la sua città è Mendrisio. Sindaco, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Che bell'imperativo, sogna ragazzo sogna. Perché ci saluta così? Ma allora, innanzitutto perché mi piace il brano, io amo molto anche i cantautori, soprattutto quelli italiani, e poi secondo me i sogni sono una delle cose più belle della nostra vita, perché ti permettono, insomma, di realizzare quello che un po' pianifichi per il futuro, oppure restare nell'onirico e insomma godersi un po' la bellezza delle cose anche irrealizzabili. Ecco, cose che poi un sindaco da irrealizzabili tenderà a voler realizzare, e ci arriveremo, e con una data, tra l'altro 2016, quando lei ha sbaragliato i pipidini, possiamo dirlo subito, dopo 24 anni di Carlo Croci. Ma chi le ha insegnato a sognare? C'entra qualcosa il grotto, Osteria, il Passerotto, che si incontra salendo per quella salita vera per chi va in bicicletta, cioè verso il Monte Generoso? Sì, adesso non c'è più, però è stata l'attività di famiglia per almeno 30 anni. Non è che abbia imparato lì a sognare, credo che tutti noi sappiamo sognare, l'importante è avere dei sogni nella vita, no? Da poter realizzare, quindi come una sorta di pianificazione per il futuro. Però l'esperienza invece del grotto, della realtà del grotto ristorante, è stata molto formativa, perché ti permetteva di avere un contatto con le persone, spesso anche gli abitanti di Salorino o persone del Mendrisiotto, e insomma, e lì si cresce, ci si confronta con una eterogeneità di avventori che per me è sempre stata una grande ricchezza. Somazzo Salorino, la zona è quella ovviamente, e quindi in questo grotto alla fine sull'umanità che cosa si impara? Ma si imparano tutte le sfaccettature. Io ho dei ricordi torniamo diciamo agli anni '80, dove gli anziani del paese, soprattutto gli uomini, arrivavano per bere il balloon da vini, insomma, sì. E poi facevano delle grandi serate di canto, con i canti popolari, oppure c'erano insomma matrimoni, piuttosto che cresimi, battesimi, o semplicemente delle uscite in famiglia. E la nostra famiglia diventava un po' anche l'amica dei clienti, perché ci si conosceva, quindi ritornavano con frequenza ed era uno scambio continuo, tutte volte anche acceso, perché insomma si parlava anche di politica al grotto, quindi lì ci si poteva esprimere anche con toni insomma, un po' più accesi rispetto certo, ormai d'altronde la politica è fatta sicuramente di grande passione e di cuore. Ecco, come gestisce i sentimenti e il cuore un sindaco che poi per il suo lavoro deve in realtà andare verso la razionalità, e anche nel compromesso della collegialità alla fine queste passioni le deve un po' smorzare. Che uso fa lei del cuore e dei sentimenti nel suo lavoro di sindaco? Allora, secondo me ci deve essere, perché ti permette di avere la necessaria empatia con i tuoi interlocutori, che sono primariamente le cittadine ed i cittadini. E poi è chiaro che li devi controllare, perché purtroppo nell'attività politica questo non sempre è compreso, devi anche confrontarti appunto con la collegialità, con le opinioni degli altri, con la mediazione, con le leggi, con le ordinanze e i regolamenti, quindi con delle cose che non puoi decidere tu, ma devi sostanzialmente applicare. E quindi insomma è un continuo gioco a cercare di mantenere questi equilibri, ma ancora una volta utilizzare il cuore serve sempre per riuscire a interfacciarti meglio con le problematiche, con le persone, con il contesto dove lavori, operi, insomma. E comunque il cuore che lei ha attivato in questo grotto, nelle discussioni anche così attorno ai tavoli, l'ha poi portata ad una passione politica che dice PLRT. Ma questa era aria che respirava in casa, cioè lei ha ereditato questa forma di ideologia passionale politica, oppure i suoi avevano un'altra visione e poi lei ha fatto di testa sua? Ma allora diciamo, l'ideologia non
non propriamente, perché mio papà era un elettore PPD ai tempi, Ecco. quindi in politica, cioè di politica si parlava relativamente in famiglia, ma non ho mai avuto dei parenti prossimi, insomma, che hanno fatto politica attiva, se non un nonno che non ho conosciuto perché era già morto prima che io nascessi. La passione è nata un po' da me, ecco, inizialmente sui banchi di scuola quando si affrontavano le lezioni di civica, per poi interessarmi a quelli che per me sono ancora i valori che sono diventati per me dei valori di vita, quelli liberali, radicali, insomma, quelle attenzioni all'individuo, alle sue libertà, alla sua emancipazione, però ricordandoci che c'è una libertà che deve essere responsabile, che c'è uno Stato che deve essere autorevole, non autoritario, ma che serve come regolatore, e insomma che ci sono anche delle minoranze da rispettare, insomma è tutto questo apparato di ideologie o anche per così dire, di tradizioni che si portano all'interno dei partiti mi aveva affascinato in particolar modo nel PLR, e ancora oggi il mio partito, nonostante poi come sindaco tendi a dimenticarlo un po' il partito, perché dovresti guardare a uno spettro più ampio. A uno spettro più ampio, quindi torniamo al discorso della collegialità, e ogni tanto magari bisogna accantonare qualche propria idea e passione per, diciamo così, il bene della collettività. Ecco, una cosa è il respirare poi e rimanere affascinati, no? Da una visione, da un'area politica, una cosa poi decidere di fare una politica attiva. Le sue prime esperienze sul campo con la politica attiva, se le ricorda? Quali sono state? Sì, ricordo anche per certi aspetti un po' terribili, nel senso che quando sei alle prime armi non sai mai come comportarti, temi di sbagliare, temi il giudizio delle persone, temi di non essere all'altezza. Quello lo temo ancora un po' adesso, e secondo me ti serve per darti anche una misura, e ricordarti che bisogna restare sempre bene con i piedi per terra e non essere un po' troppo, come dire, supponenti o arroganti nella tua azione, ma non soltanto in politica, credo un po' anche nella vita. Quindi sì, l'inizio, insomma, ricordo anche notti insonni per quella problematica o quell'altra. Poi impari a gestirle, perché altrimenti la carica, anche se stiamo parlando di piccole dimensioni, insomma, le nostre città non sono delle grandi comunità con grandi problematiche, però se non riesci a gestirle poi diventa troppo pesante, rischi di non farcela più. Quindi comunque mi pare di capire dalle sue parole che lo scettro di un governo pur locale di una città che ha 16.000 abitanti, se non sbaglio, censimento 2014, 10 quartieri, può pesare. Lei ha già detto che a volte sente anche adesso il peso di una missione e magari davvero ogni tanto c'è il rischio di non sentirsi all'altezza. Lei dorme sempre comunque? Io dormo sempre abbastanza bene, ogni tanto qualche preoccupazione l'ho anch'io, come credo tutti, però sì, siamo appunto una realtà piccola, 16.000 abitanti, abbiamo anche però 16-17.000 posti di lavoro, più studenti che frequentano l'accademia piuttosto che la SUPSI o le altre scuole cantonali, quindi è una comunità anche lì molto variata, e quindi con delle problematiche diverse ma anche delle opportunità diverse. Questa è la cosa che trovo molto affascinante di Mendrisio e del suo contesto. È chiaro che insomma bisogna sapersi un po' giostrare con tutte le sensibilità, le richieste, le esigenze, e poi anche, forse questa è una cosa che mi dico spesso, non prendersi troppo sul serio, perché se riesci a mantenere anche un atteggiamento un po' distaccato, è più facile l'attività, ecco. E poi comunque ci sono le colleghe, i colleghi, l'amministrazione con la quale ti confronti, cioè non è che si è soli, ecco, si ha comunque un contesto. Allora c'è un argomento che lei mi ha introdotto, me l'ha servito sul tavolo dicendo ogni tanto bisogna non prendersi troppo sul serio. Io ho i miei informatori fra i colleghi dell'attualità regionale che mi hanno detto che lei ha anche un passato di grande passione, e torna la passione non solo per la politica ma anche per esempio per il teatro dialettale, per la commedia, e mi dicono che con una compagnia di Genestriero lei è salito anche in scena e anche vestito da scena, insomma. Sì, che storia è questa? Ma allora, io ho sempre avuto una passione, insomma, nei ristoranti dei miei e in famiglia si parlava dialetto, rigorosamente in dialetto, quindi la lingua madre è un po' quella. Lei potrebbe fare l'intervista qui in dialetto, tranquillamente. Sì, spero che insomma, quelli magari più anziani hanno da ridire su qualche terminologia più moderna, però sì.
E appunto ho sempre avuto questa passione, io seguivo le commedie, alla RSI, insomma quelle del Flavio Maspoli, la Mariuccia Medici, il Quirino Rossi e quant'altro, con la nonna, e poi invece si andava a teatro a vedere la Palmira, perché all'epoca era, sì, ecco... sì, leggendaria. Teatro Antravesì, un po' sulla linea quello di che facciamo, Legnanesi. sì, esatto, è più o meno la linea che adottiamo, o diciamo adotta la GTU, che è la compagnia dove recitavo, adesso non recito più per Il questioni... tempo è quello che è. Però sì, diciamo il filone è un po' quello. E innanzitutto è una cosa divertente, quindi spensierata, e poi ti permette anche lì un contatto con il territorio e con le persone diverso, perché i Momò sono delle persone molto vivaci, molto attive, gli piace ridere, sono anche molto serie, grandi lavoratori, però a teatro, soprattutto quello popolare, ci vanno volentieri, e quindi hai comunque un'occasione di confronto. Però mi viene quasi un'obiezione da fare, cioè storicamente lei ha citato la Palmira e io i Legnanesi, andando indietro, insomma è lunga la storia del teatro della commedia, che per tradizione ha un po' il ruolo di, come dire, fare la pernacchia al potere, di deridere un po' il potere. Ora, lei che è sindaco, e forse adesso non va più in scena, ma comunque era un uomo politico, però si metteva anche i vestiti, i panni del giullare, no? E quindi com'è un sistema che va in tilt in questo caso, no? No, basta sapere cosa stai facendo in quel momento, ecco, e poi almeno ti puoi prendere in giro e essere preso in giro, insomma. Ritorniamo un po' al non prendersi troppo sul serio. Quindi non ho mai avuto problemi nel gestire due cose. Questi due ruoli, no? Sì, ma anche perché stiamo parlando di due... cioè anche delle dimensioni che te lo permettono, insomma. Certo. Quindi la risata e poi la maschera per un sindaco che poi deve giocare a carte scoperte e senza maschere. Quindi un mondo di evasione, forse anche proprio dalla serietà anche del lavoro in banca, poi magari ci arriveremo, ma fra le evasioni sempre i miei informatori, colleghi dell'attualità regionale, mi dicono che lei ha una grande passione, per esempio, per il fantasy, per la letteratura fantasy. Corrisponde? Corrisponde al vero, sì, sì. Anche altre correnti letterarie, però il fantasy è sempre stata la mia prima passione, o al limite del, diciamo, guardo molto volentieri anche Star Wars, che alcuni non definiscono propriamente fantasy, secondo me lo è in una chiave un po' diversa. Però, fantasy, letteratura, Tolkien, ovviamente, Il Signore degli Anelli, Lo Hobbit, tutto questo filone qua. Fantasy, lo dice la parola, è il mondo della fantasia. Lei si confronta con la realtà, sono due mondi completamente separati. Ma questa è una critica che spesso fanno i non lettori del fantasy, che dicono ma insomma non ci si trova nulla di concreto, di aderente alla realtà. In realtà, a parte il fatto che fa parte un po' del mito, potremmo paragonarlo anche alla mitologia antica, insomma, perché sono le nostre tradizioni, il nostro passato ritrova un certo richiamo nel fantasy. Poi comunque il fantasy ti permette di vedere i sentimenti in maniera chiara, le grandi derive anche dell'animo umano, o gli aspetti molto positivi dell'animo umano in modo chiaro. Cioè, insomma, il cattivo lo vedi bene o male sempre come cattivo, a parte nella serie Il Trono di Spade, dove lì è tutto si mescola tutto. Però ti aiuta anche ad avere questa capacità di lettura, è comunque un'evasione, quindi serve anche per divertirsi, nella vita bisogna anche divertirsi. Però mette in scena il bene e il male, in sostanza. E non solo, ecco. E non solo, un bene che di solito è connotato con la luce, invece il male che di solito la terra di Mordor è piuttosto ombrosa e oscura. Lei come sindaco e come uomo ovviamente ha l'impulso e per mandato lei dovrebbe fare il bene della sua comunità, quindi tendere verso la luce. Però appunto il fantasy ci sottopone anche la lezione del male, cioè lei per certi aspetti che deve tendere verso la luce nella sua amministrazione rimane mai affascinato dal lato d'ombra dell'animo umano? Sì, anzi bisogna anche un po' comprenderlo e conoscerlo, ma secondo me non c'è mai né del bene né del male, cioè abbiamo entrambi i sentimenti o diciamo così, le sfumature all'interno di noi, basta solo saperle gestire e soprattutto determinarci in funzione delle nostre scelte. Quindi io posso avere anche un animo, un po' più cattivo, però poi quando decido, scelgo qualsiasi cosa della mia vita,
cerco di orientarmi al bene. Ecco, penso che questa sia la differenza, no? Tra l'altro spesso questo tema nel fantasy salta fuori, anche se, come dicevo prima, il male e il bene lì sono un po' più distinti. Per cui ecco sì, siamo quello che facciamo più che quello che magari pensiamo o proviamo. Lei i lati d'ombra li deve tenere necessariamente nascosti come sindaco? Ogni tanto si fa dominare anche da sentimenti, diciamo, un po' più egoistici magari, o di strategia, capisce cosa voglio dire? Sì, la politica non è fatta per, insomma, per essere sempre buoni, lineari, eccetera. Cioè bisogna essere onesti, sinceri, trasparenti, questo sempre, almeno bisogna cercare di arrivare a quello. Però è chiaro che ogni tanto bisogna anche arrabbiarsi, bisogna anche magari cedere su determinate cose, si parte con un'idea di un certo tipo e poi la devi un po' snaturare perché altrimenti quell'idea non verrebbe mai realizzata. E non dico che vada a finire nel lato del male, non ho questa presunzione di crederlo, però è chiaro che magari per te era una cosa migliore o più corretta in un modo e poi accetti che venga fatta in un altro modo. Certo, la politica è dibattito, ognuno gioca con le sue armi, con le sue carte. Tra l'altro la scenografia mi manda lo spunto di Trasparenti, stiamo andando verso la Pasqua e quindi non posso non parlare delle processioni storiche che hanno tenuto banco nell'ultimo periodo e negli ultimi anni con quella tradizione di dipingere i figuranti alle processioni di nero. Per alcuni è una innocente tradizione che va continuata, per altri invece è un rigurgito razzista, un po' la blackface americana. Lei da che parte sta e come ha vissuto questo dibattito molto acceso a Mendrisio e non solo? Sì, certo. Forse innanzitutto bisogna dire che le processioni non sono solo quello, cioè chiaramente si è discusso molto negli ultimi tempi di questo aspetto perché la Fondazione ha preso questa decisione che poi è stata ritirata di continuare a dipingere alcuni personaggi con la tinta scura. Io qui mi sono reso conto che la popolazione l'ha presa non bene per sì una questione di tradizione, perché da noi le tradizioni sono una cosa seria, certo. però anche perché si erano sentiti probabilmente feriti quasi dietro l'accusa di un atto di razzismo che sta un po' insito nell'aspetto del blackface, che è una problematica effettivamente di razzismo, ma probabilmente non importata da noi, cioè ha una connotazione diversa a dipendenza di dove la vai a interpretare. Da noi non si è mai posto questo problema, quindi probabilmente c'è stato un po' un allungo nel fare qualche cosa che comunque era stimolato da un sentimento positivo e di rispetto verso l'altro. Questa cosa è stata ritirata perché ha avuto esattamente l'effetto contrario, però trovo che sia giusto discuterne, perché io capisco entrambe le posizioni, poi probabilmente hanno fatto bene a rimantenerla perché devono anche maturare queste convinzioni di modificare delle tradizioni che comunque si modificano. Ma lei da ragazzino o anche da adulto ha mai partecipato a una processione? Si è mai dipinto la faccia di nero? Sì, no, quello non ho mai interpretato perché i figuranti sono i mori a cavallo, che sono comunque dei guerrieri. E devono sapere andare a cavallo, tra l'altro. Ecco, questa è già una problematica difficile. Sì. No, io partecipo bene o male tutti gli anni alle processioni interpretando ruoli diversi a seconda di quello che capita. Adesso poi c'è un'iscrizione online, quindi decidono un po' in funzione del bisogno. Ho capito. Questo però mi porta a farle anche una domanda. Lei è liberale che ha battuto i pipidini e quindi il Partito Popolare Democratico, che per tradizione si affida anche a un pensiero religioso, ma lei da liberale comunque come coltiva il pensiero spirituale trascendente? C'è qualcosa secondo lei che va oltre agli affanni della nostra concreta realtà? Sì. Allora, una domanda impegnativa. Comunque io, sì, come tutti credo, io non sono credente, però sto cercando nella vita, insomma, di capire questa parte spirituale. Secondo me è una cosa che, nella canzone di Vecchioni a un certo punto c'è un pezzo dove dice che quando sarai sul punto di morire pianterai un olivo nella speranza di vederlo fiorire. Questo sta a indicare che anche verso la fine ti interroghi ancora sulle speranze, sulla vita e anche su questioni, insomma, di religiose o spirituali. Penso che
faccia parte della natura umana. Mi interrogo anch'io, appunto, da non credente, ma non ho nessun tipo di problema con chi crede, anzi mi piace spesso confrontarmi e con le tradizioni che interpretano anche magari una credenza religiosa che comunque fa parte della nostra realtà, della nostra comunità, della nostra tradizione, che è comunque di tutti, cioè quindi non bisogna pensare che una tradizione sia solo di una parte rispettivamente di un'altra della popolazione. La tradizione per sua definizione deve abbracciare un po' tutti. Lei è un uomo che si emoziona per cosa in particolare? Ultimamente più spesso. Crescendo si dice, sì, vero che si diventa più sensibili. Sì, divento più sensibile, ma mi capita ogni tanto guardando qualche film o vedendo qualche bruttura di quello che succede nel mondo. A volte ti commuovi, soprattutto quando vedo delle ingiustizie o delle miserie che potrebbero anche non avvenire e purtroppo avvengono ancora. Ecco. Miserie che anche una località come Mendrisio può a volte nascondere, cioè c'è un'umanità che vive un territorio anche meraviglioso in alcune zone, altrove magari un po' più compromesso da svincoli in industrie, insomma, giusto per ribadire la complessità, insomma, del territorio che anche lei deve gestire. Ma avevo letto che, per esempio, sono sempre più numerose le famiglie che hanno difficoltà, per esempio, nel comune di Mendrisio a pagare i premi di cassa malati. Ecco, questo per esempio la tocca, la preoccupa? In parte sì, cioè purtroppo è una realtà cantonale o svizzera, insomma, perché questo è uno dei temi, però è un tema legato alla povertà, alla difficoltà di resistere e di esistere nella nostra società. E questo si vede, devo dire, che come sindaco si ha anche un po' il privilegio e per certi aspetti la sfortuna di toccare con mano queste realtà, perché spesso vieni sollecitato e questo mi intristisce, ma sono convinto che in Svizzera abbiamo ancora degli strumenti di aiuto e soprattutto che una comunità che resta unita, forte e il più possibile connessa anche attraverso degli aspetti magari legati a del divertimento, come i numerosi eventi che ci sono a Mendrisio, o delle dinamiche che si sono create per esempio all'interno della Filanda da noi, o comunque al fatto di conoscere il tuo vicino di casa nel limite del possibile. Ecco, questo aiuta a far sì che la comunità sia più resiliente e possa affrontare anche le difficoltà che possono sempre capitare. Non bisogna pensare che siamo immuni da situazioni di disperazione o di difficoltà non solo economica, insomma, questo è determinante. E poi c'è per esempio il progetto delle portinerie, una cosa che ho letto recentemente, Sì. forse l'ultima portineria che è stata aperta a Tremona. Esatto. E questo che progetto è? Ma questi sono dei progetti per cercare di animare i quartieri nella quotidianità con dei momenti di incontro, dei punti di incontro, notoriamente in vecchie strutture, per esempio vecchie case comunali, dove si può andare lì a fare qualcosa. Ok. Cioè, quindi Sì. i ragazzi a studiare, gli anziani a giocare a carte, o non solo gli anziani a giocare a carte, ma insomma, certo, sì, oppure anche un pranzo comunitario o magari a qualche evento che viene organizzato al momento, ecco. E questo ci porta anche a riflettere sul tema del rapporto fra la popolazione e ciò che organizza il potere di un governo, di un esecutivo locale, e penso per esempio alle aggregazioni, vero? L'aggregazione è un grande tema che ha tenuto banco in Ticino e mi porta a riflettere sul discorso, il potere a che distanza dal cittadino deve stare. Cioè, prima delle aggregazioni i comuni e i municipi erano molto vicino alle persone, ma magari poi c'era il rischio di una gestione un po' troppo localistica di certi affari, per non dire familiare quasi. Invece, quando si procede con le aggregazioni, aumenta l'efficienza probabilmente dall'apparato amministrativo, però il rischio forse è che si allontani il potere. Lei che ne pensa? Ma io credo che la nostra società è un continuo cambiamento, quindi anche laddove cerchi di essere più conservatore, di mantenere certe dinamiche, cambiano in ogni caso. Quindi bisogna saperlo gestire, cavalcare, ma non è una parola che mi piace molto, ma proprio gestire, cercare di essere, ecco, l'ho già usato questo termine, ma resilienti. E quindi non bisogna pensare che debba essere soltanto l'amministrazione pubblica o il potere, per così dire, ad avere questo tipo di vicinanza, ma deve essere la comunità stessa che si avvicina e si aiuta nella gestione di quello che riguarda il bene pubblico
che purtroppo, non ci sono più le attenzioni così diffuse da parte della cittadinanza verso il bene pubblico. Poi che il potere, insomma, chi amministra, adesso potere per usare un brutto termine, ma chi amministra possa avere ancora un confronto, quello è determinante. Non è tanto una questione di dimensioni, chiaro che se diventi una città, non so, delle dimensioni di Zurigo per restare in Svizzera, forse è più difficile, però da noi, almeno nella mia realtà, io frequento i posti che frequentano tutti, quindi che sia il bar, il parrucchiere, andare a fare la spesa, i centri culturali, i musei cittadini, ecco, e lì incontri gente e è ancora così, la gente ti avvicina e dice guarda che c'è quel problema lì, cosa ne pensi? Quindi si spiega anche così, con del tempo necessario per incontrare la gente, il fatto che lei, perché lei è stato dal 2011 al 2016 in Gran Consiglio, esatto, e poi ottiene la poltrona in municipio a Mendrisio, decide un po' in antitesi con tanti suoi colleghi che invece tendono ad accumulare le poltrone, lascia la poltrona di parlamentare a Bellinzona e decide di prendere l'unicità, ecco, di questa poltrona. Perché questa scelta? Anche in fondo in controtendenza rispetto ai suoi colleghi che magari potrebbero dire no, è meglio avere diverse poltrone, così sono più forte anche nella realtà locale. Può essere, io invece ritengo che ci sono diversi aspetti. Uno è il cercare di, come dire, suddividere un po' i compiti, i ruoli e concentrarsi su quello che stai facendo, cercando di evitare di diventare troppo nella macchina del potere, per usare il termine che abbiamo detto prima, ma insomma concentrarsi su quello che sei, evitando magari anche poi dei conflitti di interesse tra un livello istituzionale e l'altro. E poi anche una questione di tempo. Uno dei nostri valori è comunque ancora la politica di milizia e quindi devi bilanciare l'attività politica col lavoro, anche col tuo tempo libero, insomma con quello che ti piace fare, perché bisogna pure sopravvivere all'attività di tutti i giorni, ecco. E quindi è stata una scelta così. Poi di natura non mi piace accumulare cariche ecco. Ma adesso uno scoop me lo vuole dare, cioè guardando al prossimo futuro, lei quindi 2016 prima municipio, poi 2018 sindaco. Sindaco, 21 e 24 rieletto sindaco. Sì. In prospettiva qualche altra poltrona potrebbe interessare ad un altro livello, chissà. Consiglio di Stato, magari i liberali mettono gli occhi su di lei, visto che ha fatto questo exploit battendo dopo anni e decenni un altro partito, oppure le interessa Berna? Sì, poi dopo gli exploit vanno sempre relativizzati, bisogna vedere l'attività nel tempo, no? Non è che bisogna... Tendiamo sempre a, come dire, enfatizzare troppo certi exploit, certe vittorie. In realtà il lavoro è... Però lei ha battuto Marco Romano, che era capodeputazione ticinese, se non sbaglio, a Berna nel 2018 come sindaco, quindi... Sì, insomma, dinamiche un po' diverse, ecco, in quel momento lì. No, io lì avevo preso un impegno con la cittadinanza nel dire no, adesso cerco di dare il massimo per quello che posso, chiaramente, per Mendrisio, e non ho ancora pensato di fare altro, semplicemente perché mi piace quello che sto facendo e perché ci sono ancora i progetti che mi piacerebbe chiudere e rispettivamente perché ho preso questo impegno diciamo morale con Mendrisio e vorrei condurlo ancora per un po', premesso che poi sia rieletto e quant'altro. Adesso bisognerà vedere, finiamo questa legislatura. Certo, ma qualche contatto con la direzione del partito, la presidenza del partito in prospettiva ce l'ha avuta? Sì, ma quello bisogna mantenerli anche per questioni proprio di necessità comunali, ecco. Ho capito. Però se vuole sapere dove andrò a finire tra qualche anno, non c'è nulla di concreto sul tavolo per il momento e quindi vedremo. Vedremo. Comunque immagino che sia stata una grande emozione quella, oltre che una grande responsabilità, quella di elezione a sindaco e per diventare sindaco bisogna poi anche trovare le parole per comunicare, magari con uno slogan che aveva fatto anche discutere, che era intrigante, non è politica, è Mendrisio. Quindi vorrei capire chi ha insegnato l'ars oratoria a un uomo che viene dalla banca in fondo e quindi che ha a che fare magari più con le proiezioni finanziarie, con i numeri, più che con le parole. Allora io non so le parole della politica e saper comunicare con la gente, una cosa innata o c'è comunque stato qualcuno che gli ha insegnato? Allora, sicuramente non è innata, la impari strada facendo. Sì, forse in passato qualche corso di comunicazione, anche per questioni professionali l'avevo anche fatto,
però poi impari a trovare il tuo modo di comunicare. E secondo me questa, anche per un politico di milizia che non si ha la pretesa che sia insomma il top in qualsiasi cosa che faccia dal punto di vista comunicativo, no? Serve per mantenere appunto questo contatto anche con la cittadinanza, cioè non bisogna essere dei buoni comunicatori completamente distaccati dalla tua realtà, ecco, devi saperti interfacciare bene. E questo lo impari cammin facendo, quindi non credo, ho avuto molti insegnanti, nel senso di persone che ho frequentato nella politica, nella vita e quant'altro, rubacchi qua e là, magari qualche tecnica, qualche cosa, e poi alla fine trovi la tua modalità e la esprimi come meglio riesci e credi, e poi dopo senti un po' insomma, le opinioni e quant'altro. Però questo ha un grandissimo vantaggio, permette di essere sempre te stesso, perché io ho fatto appunto anche teatro, il teatro devi inventare un personaggio, ecco. Funzionano anche i personaggi in politica e mi sembra che ce ne siano molti in questo periodo, però non lo so se poi durano a lungo. Invece essere te stesso è molto più semplice, sono anche di natura abbastanza pigra e quindi non devi sforzarti troppo e riesci a essere più naturale possibile. Ecco. Sindaco, la ringrazio, siamo già arrivati alla conclusione. Lei si muove sempre in bicicletta, una bicicletta elettrica anche per salire a Salorino, queste zone, ma qui è venuto in bicicletta, no? Sono venuto in treno e poi con il mezzo pubblico. Quindi l'auto non c'è? Allora guido, ogni tanto la rubo a qualche familiare, per esempio d'inverno la utilizzo, però principalmente bicicletta, mezzo pubblico o a piedi. Bisogna rivalutare la camminata che è una bella dimensione. Benissimo, grazie. E tra l'altro i posti nel Mendrisotto non mancano ovviamente, anche fra fossili e sentieri meravigliosi. Grazie Sindaco per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie anche a voi, ci rivediamo la settimana prossima con un'altra edizione dello Specchio. Buona serata.